Buon pomeriggio a tutti dall'Arcoveggio, sono prossimi al via i partecipanti della prima corsa, anzi le partecipanti, una corsa per femmine di 4 anni, non vincitrici, 24.000 in carriera, all'1 Calima di Poggio, 3 Chili Pepper Fee, 4 Cataleia Wise S, 5 Cornelio P, 6 Claudia Feg, 7 Cardenas Baba. Macchina che inizia a prendere velocità e va a lasciare le concorrenti con subito Cataleia Wise S che va a condurre nei confronti di Calima di Poggio con a destra Cornelia OP, molto ardente nelle mani di Luca Lovera, va a chiedere strada a Cornelia OP che si presenta al largo di Cataleia Wise S, la quale per il momento replica e rimane al comando. Chili Pepper Fee in seconda pariglia esterna, seconda allo steccato c'è Calima di Poggio che precede Cardenas Baba, alla retroguardia Claudia Feg, 15,6 il tranquillissimo lancio di Cataleia Wise S che ha preso la testa, non ha insistito al largo Cornelio P che si è adeguata subito in fuori, mentre Calima di Poggio serra allo steccato tenendosi in scia alla leader Cataleia Wise S, la quale si è permessa 400 metri in 31,5. Sulla piegata di sinistra sempre l'allieva di Alessandro Gocciadoro a condurre con Cornelia OP al suo esterno, Chili Pepper Fee che temporeggia ancora in pariglia, sembra muoversi ora, davanti alle tribune Antonio Di Nardo che fa la sua mossa, gira Cornelia OP e cerca di portarsi su Cataleia ma sbaglia Chili Pepper Fee. E allora Cataleia Wise S che accelera numero 3, al comando. Chili Pepper FI squalificato. Chili Pepper Fee fuori corsa, Calima di Poggio in seconda posizione avanti a Cardenas Baba, quindi Cornelio P che ha ceduto definitivamente e poi Claudia Feg, il chilometro passato in 1.17,6 da Cataleia Wise S che si mantiene in evidenza in totale controllo nei confronti sempre di Calima di Poggio e di Cardenas Baba. Queste tre che proseguono in fila 400 dal palo, sposta Cardenas Baba dalla terza posizione allo steccato, intanto la retta di là se n'è andata in 14,7, 1,32,3, 1.200, accelera Cataleia Wise S sotto il pungolo esterno di Cardenas Baba che prova ad avvicinarsi allo steccato, sempre Calima di Poggio, la piegata conclusiva passata in 14,8 da Cataleia Wise S che è sollecitata in vantaggio, va di dentro Calima di Poggio, Cataleia è in vantaggio, stringe i denti e vince Cataleia Wise S nei confronti di Calima di Poggio. Poi Cardenas Baba, 28,8 l'ha chiuso, 1,15,4 ragguaglio cronometrico per il successo di Alessandro Gocciadoro, allenatore e guidatore per la portacolori di Edoardo Guida, che è proprietario della figlia di Vivid Wise S e Catalina Wise, che in semplice cost to cost si impone nella prima corsa all'Arcoveggio di Bologna. Cataleia Wise AS e Alessandro Gocciadoro vincono.